Oggi abbiamo proceduto alla nomina dell'assessore Giuseppe Petrucci dopo le dimissioni dell'assessore Miriam Barba. L'assessore Miriam Barba, il mio caloroso e affettuoso ringraziamento di tutto cuore per quanto fatto e per il sentimento e la stima che ci lega. Hai fatto la parentesi da consigliere, hai fatto adesso questa esperienza da assessore e ovviamente il cammino non si interrompe qui, perché così come abbiamo iniziato insieme si continuerà avanti insieme in questo percorso di crescita e di servizio della nostra comunità. Oggi nominiamo assessore Giuseppe Petrucci, attualmente consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio, che andrà a ricoprire la carica di assessore per tutta la durata del mandato. Quindi avremo noi questo valente amico, grande amico, ci conosciamo dai tempi dell'infanzia, e oggi assessore è mio fidato collaboratore, ripeto, per tutta la durata del mandato, per dare continuità all'azione amministrativa. Giuseppe Petrucci, oltre a essere legato con me con rapporti di amicizia e ha dato il suo contributo a livello politico alla mia riconferma del 2027, è il rappresentante di una famiglia che storicamente ha sempre fatto del servizio sociale e dell'impegno politico una ragione di vita e di esistenza. Credo che anche già tuo nonno avesse ricoperto ruoli pubblici, così come tuo papà, e quindi oggi si colma e si continua quel percorso, al di là dei punti di vista ideologici che sui grandi temi possono causare dei dibattiti, ma sul servizio, sull'amore per questa città e voler servire davvero Palma di Montechiaro, tu sei, diciamo, l'ennesimo rappresentante di una stirpe di famiglia importante che ha voluto servire questa comunità. Talmente è forte la passione che Giuseppe metterà in questo ruolo che nelle prossime ore rassegnerà le dimissioni dalla carica di consigliere per dedicarsi fino al 2027, perché no, anche oltre, a servire questa comunità. Siamo tutti una grande squadra, gli avvicinamenti avvengono in maniera serena perché siamo tutti felici di poter contribuire al servizio della nostra città. Sono contento di questa nuova avventura di assessore, ringrazio il sindaco Stefano Castellino, il segretario, tutto il mio gruppo, il nuovo consigliere Massimo Amato, tutti gli assessori, in particolare Miriam, per il lavoro che ha svolto, e spero di essere in grado di poter ricoprire questa carica e di servire al meglio il mio paese.